È venerdì e siamo pronti per questo ultimo appuntamento settimanale con Io Compro Siciliano Live. Ben trovati da Eliana Chiavetta, ben trovati all'interno di quello che è lo spazio che ci permette di raccontarvi tantissime belle storie del Made in Sicily. E quest'oggi, essendo venerdì, dobbiamo iniziare con quella che è la nostra rubrica Letto e sottoscritto, il cui principale autore è autore anche di un grande romanzo che è La Tana del Polpo. E allora ecco che invito Giorgio Lupo a raggiungermi. Ciao Eliana, ciao a tutti. Ciao Giorgio, come stai? Ciao. Bene, bene, dai. Poi venerdì si sta sempre meglio, insomma, il sorriso avvicinandosi al weekend aumenta. Anche perché finalmente, sai, in Sicilia, in zona gialla, già magari si sta meglio. Infatti, E tra l'altro è infatti. siciliano anche l'autore che sarà protagonista di Letto e sottoscritto quest'oggi. Sì, oggi storia sicilianissima. Parleremo con Gaudenzio Schillaci, autore esordiente con La felicità si racconta sempre male, di cui parleremo nella seconda parte. È uno dei membri del collettivo Sicilianiura, che è un esperimento tra scrittori siciliani, quindi una cosa molto interessante. Lo invitiamo subito a raggiungerci, Gaudenzio Schillaci, su Io Compro Siciliano Live. Ciao Gaudenzio. Buongiorno Eliana, buongiorno Giorgio e buongiorno a chi ci segue da casa. Giorgio, iniziamo subito col chiedergli di questo collettivo, fai tu gli onori di casa in questa rubrica. Assolutamente, tra l'altro è un siciliano in terra bolognese, no? Sei a Bologna, giusto Gaudenzio? Sì, sono un siciliano in trasferta, ormai da qualche anno. Col cuore siculo. Comunque col cuore siculo. Proprio rispetto a questo cuore siculo ti chiedo qualcosa sul collettivo Sicilianiura di cui tu sei uno dei fondatori. Ci puoi raccontare un po' di che? Diciamo il collettivo Sicilianiura è stata una buona mano di poker su cui io e altri 3 autori, nonché tre miei carissimi amici, ovvero Alberto Minnella, Sebastiano Ambre e Rosario Russo, abbiamo deciso di investire un po' delle nostre fiche. L'idea iniziale è nata, in realtà con Alberto c'è un'amicizia che ci lega da quasi 10 anni ormai, ed è un'amicizia fraterna, cioè io sono stato il suo testimone di nozze, per dirvi quanto siamo amici. Seba, allo stesso modo, Sebastiano faceva parte del nucleo iniziale, poi 2 anni fa, più o meno 2 anni fa, si è unito Rosario, che è arrivato alla fine, però poi è stato lui quello che ci ha dato la spinta, perché noi da anni parlavamo di creare qualcosa, di ragionare su qualcosa di collettivo, ma poi alla fine non arrivavamo mai a nulla di concreto. Con l'ingresso di Rosario invece abbiamo deciso di creare appunto un collettivo di scrittura che poi è diventato Sicilianiura, e di pari passo abbiamo avuto l'endorsement, diciamola come si dice oggi. Abbiamo avuto l'endorsement di Alfio Grasso, che è il patron, il creatore di Aldo Editore, che è un editore siciliano, che forse aveva bevuto, non te lo so dire, però ci ha proposto di prendere in mano appunto la creazione di una nuova collana annuaristica, che noi abbiamo chiamato appunto la collana Sicilianiura, uscita per Aldo Editore. La prima uscita è stata una raccolta di racconti scritti da Rosario. La seconda uscita dovrebbe arrivare tra pochissimo, si parla di marzo, però come sapete in questo periodo bisogna sempre un po' navigare a vista, perché tra restrizioni eccetera eccetera è difficile fare una programmazione a lunga gittata, però sì, a marzo dovrebbe uscire la seconda uscita. Questa volta lo scrittore è palermitano, quindi non fa parte del nucleo originario, è uno scrittore che abbiamo cercato, abbiamo voluto, perché il romanzo ci è arrivato e a noi è piaciuto moltissimo, quindi a marzo dovrebbe arrivare. Come si chiama? Maurizio Cucuzza. Uscire a marzo, però al solito magari sarà ad aprile, insomma vediamo come si mette la situazione. È stato un anno difficile per il mondo dell'editoria.
Quindi il Ma progetto fare Sicilia parte... Miura, Vai, vai. prego, dimmi pure. No, no, mi sta venendo una curiosità perché nel sentirti parlare sia d'autore, fra poco parleremo appunto anche della tua opera, sia all'interno di questo collettivo, mi chiedevo da autore, all'interno del collettivo come cambia, vi scambiate le idee, vi confrontate di più, diventa un modo diverso anche di vivere il mestiere di essere uno scrittore? Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi abbiamo sempre avuto in realtà, in particolare con Alberto, per quanto mi riguarda, perché appunto, come dicevo, ci lega un'amicizia che è decennata ormai, però noi abbiamo sempre avuto questa voglia di confrontarci l'uno con l'altro, anche perché sostanzialmente arriviamo tutti da un background diverso. Le mie letture erano diverse di quelle di Alberto, di Rosario, di Sebastiano, allo stesso modo, quindi era utile per noi confrontarci nel vedere il mestiere di scrivere in una prospettiva differente dalla nostra. Poi ognuno di solito resta arroccato sulle proprie posizioni, nel nostro caso invece avevamo davvero voglia di conoscere qualcos'altro. Io ad esempio non sono mai stato un grande lettore di classici del giallo, Alberto è enciclopedico su Simenon e in generale sul giallo, per cui mi ha aiutato molto a conoscere il punto di vista di Alberto, allo stesso modo quello di Rosario, che Rosario ha una cosa meravigliosa che è l'entusiasmo. Rosario è una persona estremamente entusiasta, una qualità che gli invidio moltissimo, tra l'altro, e quindi lui si approccia sempre alle novità con l'entusiasmo veramente del fanciullino, per fare una citazione alta, diciamo, veramente con l'entusiasmo del fanciullino, e si esalta quando scopre qualcosa di nuovo. Sebastiano invece viene dal giornalismo, per cui ha un'idea della scrittura che è differente ancora di più dalla mia. Insomma, è davvero un confrontarsi continuo. Quindi sull'ottica del mestiere sì, cambia tantissimo, cambia. Ci offre sempre prospettive nuove da cui guardare. E quindi nel tuo prossimo romanzo potresti anche essere un po' diverso, influenzato da tutto questo. Sì, potrei essere diverso, poi comunque, come dicevo, resta sempre la matrice originaria, per cui io forse sono quello più aggressivo tra noi quattro, quello un po' più cattivo tra noi quattro, per cui la cattiveria viene sempre fuori, però magari mitigata dai punti di vista che mi hanno offerto i ragazzi o le letture nuove che ho fatto, perché ho anche il piacere di scrivere recensioni su due blog abbastanza importanti, molto importanti, Ne so sono qualcosa. Thriller Nord e Giallo e Cucina, quindi ad esempio Giorgio Lupo io l'ho conosciuto Sì, sì. grazie, non ricordo se era Thriller Nord o Giallo e Cucina, Thriller, però grazie a una Thriller Nord. Thriller Nord, Sì, sì. grazie a una recensione che ho fatto alla Tana del Polpo. Non sto facendo E che pubblicità, però recensione hai fatto? No, 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 però ci incuriosisce sapere tu che ho cosa fatto ne una hai recensione pensato. estremamente negativa, estremamente Sì, sì. negativa. È Me la sono vero? No, in realtà me la sono incorniciata, in verità. in realtà è stato un romanzo che mi ha colpito tantissimo e anche con Giorgio appunto è venuto quasi spontaneo iniziare una corrispondenza, Sì, sì. perché è un romanzo su questo ne abbiamo già parlato in privato, però ci sono dei punti in No, no, ma noi comune pure tra... rimaniamo in privato qui in diretta, va Tra di benissimo, Sì, siamo noi, sì, migliaia di siamo... persone, siamo tra amici, siamo tra 275.000 amici. siamo. Sì, sì. 265.000 amici. No, come dicevo, ci sono dei piccoli punti in comune tra il suo Placido Tellurico e il mio Davide Bobbio. Tra l'altro Placido è anche il Assolutamente. nome di mio fratello si chiama Placido, per cui c'era anche un certo E Davide affetto è il nei nome, confronti. vedi, è Davide è il nome di mio figlio, quindi sono delle connessioni che Un erano cerchio quasi di nel stile. destino. Giorgio, Assolutamente, assolutamente è molto interessante quello che ha detto ed è vero che è una cosa che capita tra scrittori, che è una cosa bellissima, perché chi scrive di norma prima di tutto è un lettore, quindi quando ci si legge, ci si intende, si diventa amici a prescindere dal fatto di essersi frequentati. E con Gaudenzio è stata, secondo me, una connessione che hanno avuto prima i personaggi e poi noi. Sono Relativamente, quindi d'accordissimo. non c'è invidia fra di voi ragazzi, io pensavo che invece uno diceva, ah, guarda, il ma suo romanzo sta andando meglio, quello vende un po' di non è, più, quell'altro un po' di meno. non escludo che qualche scrittore sia invidioso di carattere e quindi se lo porta anche nella scrittura. Però, siccome ogni lettore è vorace e legge centinaia di libri, sarebbe stupido essere invidioso di un altro libro, no?
c'è spazio per tutti, e poi in verità prima di tutto si è innamorati della scrittura, scusami, innamorati dei libri. Io quando trovo un libro bello sono un pazzo, un po' come l'amico di Gaudenzio, sono un entusiasta, per cui lo sposo, lo spingo, sembra che fosse mio, ma sono sempre stato così. E quello di Gaudenzio è un libro che colpisce perché ha un personaggio, secondo me, interessante, che è Davide Bovio. Volevo, prima di passare a Davide Bovio, volevo chiederti una cosa ancora relativamente ad Algra, e poi passiamo al romanzo, insomma, quando sarà il momento. Relativamente ad Algra, visto che siete, che curate la collana Sicilia Miura, io mi metto dal punto di vista di uno scrittore esordiente. Che tipo di testo deve inviarvi per essere valutato, e per essere valutato bene soprattutto? Ovviamente parliamo di noiristica, quindi letteratura di genere, ma la cosa che ci fa è scappare un po' dai soliti cliché della letteratura di genere, in particolare della letteratura di genere siciliana. Ora, Camilleri lo abbiamo amato tutti, lo abbiamo letto tutti, però era Camilleri, cioè era veramente lui quello che scriveva. Andare a fare le imitazioni di Camilleri ad oggi, dal mio punto di vista, è qualcosa che, punto prima, non mi interessa leggere. Se devo leggere una storia camilleriana, vado a leggermi quelle di Camilleri. Certo. Punto secondo, come posso dire, insozzare il mercato con della roba copiata da altri, in un mercato che è già abbastanza ingolfato, è un lavoro che a noi non interessa. Per cui deve essere una chiave di lettura originale, riuscire a mischiare, a mitigare la tradizione noiristica siciliana con qualcosa di innovativo, con degli elementi innovativi, anche perché la Sicilia comunque è una società che cambia. Proprio l'altro giorno un amico non siciliano qui a Bologna mi chiedeva se in Sicilia si fa ancora la fuitina, ed è stata una domanda che mi sembrava come dire, un po' fuori dai tempi. Poi magari ancora qualcuno la fa la fuitina, però ci siamo un po' evoluti rispetto agli anni 80 o agli anni 70 o prima ancora. Per cui appunto scardinare i cliché, quello è il nostro obiettivo. Perfetto, Gaudenzio, Passiamo subito al tuo romanzo. Ecco, a proposito di testi che scardinano i cliché, sicuramente La felicità si racconta sempre male è già fuori cliché dal titolo, che secondo me è veramente centratissimo. Visto che andiamo in chiusura, ci tengo a chiederti una cosa, Gaudenzio. Perché un lettore tra migliaia di libri dovrebbe scegliere di leggere proprio questo? Qual è il motivo assolutamente per cui ritieni imperdibile il tuo testo, senza falsa modestia? Quindi fai finta che sei un lettore di te stesso. In realtà ce ne sono molti motivi. Il primo è che ho un nome strano, quindi dovrebbe colpire. Visto negli scaffali, sai, trovare un Gaudenzio non è qualcosa di... il tuo nome, di non il titolo del Ah. libro, ok. Sì, il mio nome. Poi anche il titolo del libro, in realtà, chi è un po' appassionato di musica o di cinema avrà colto la doppia citazione che ci sta nel titolo, che è una citazione di François Truffaut, tratta da Jules et Jim, uno dei capolavori della Nouvelle Vague, nonché una citazione tratta da un artista, da una canzone di un artista siciliano che è Mario Venuti. La canzone si chiama Per causa d'amore, un duetto tra Mario Venuti e Patrizia La Guidara. Quindi anche il titolo, chi è un po' studiato, per dire come dicono i giovani di oggi, potrebbe magari cogliere il riferimento. All'interno del testo, perché credo di aver creato l'unico commissario che ascolta musica rap. E questa è una cosa su cui io tenevo tantissimo, perché comunque il substrato culturale da cui vengo io è quello, perché io sono sempre stato un appassionato di rap. Da ragazzino provavo a fare freestyle, ma ero pessimo, quindi ho rinunciato alla musica come autore, ma resto un grande ascoltatore. Per cui questa è una cosa che secondo me non la troverete da nessun'altra parte. Poi la trama, io in realtà non sono un grande fanatico della trama, sono molto più interessato ad approfondire la psicologia dei personaggi. Sì, esatto. Assolutamente. E da quanto mi dicono, da quanto ho letto, pare che
sia stato abbastanza bravo a far, Sì, far venire fuori Bovio è talmente caratterizzato che le prime pagine mi faceva un'antipatia pazzesca. Il che è un buon segno, perché esce fuori dalle righe. Esattamente l'effetto che cercavo. Non volevo fare un eroe facile da immedesimarsi. Volevo creare appunto una persona che era dura, difficile da apprezzare, ma che poi alla fine in realtà si rivela forse non così brutale come può sembrare la prima parte del romanzo. Insomma, va incontro ad una Attenzione allo spoiler qui, attenzione allo spoiler qui. No, dico solo che c'è una prima parte e una seconda parte. Poi va bene, grazie. Non mi cita il maggiordomo alla fine, per cui... quello è un grande classico. Io ringrazio Gaudenzio Schillaci e grazie, Giorgio Lupo per questa rubrica letto e sottoscritto. Grazie. Semplicemente il nome del prossimo ospite, Eliana, prima di lasciarci. Ciao Gaudenzio, Fabiano Massimi, lo incontreremo venerdì prossimo. La prossima settimana. Grazie Giorgio, ciao. La prossima settimana con letto e sottoscritto, sempre il venerdì, ma adesso diamo subito il benvenuto a Rosalba Majorana. Ciao Rosalba. Buongiorno a tutti, ciao. Rosalba, dove ti trovi? Senti? A Calatafimi o Segesta? Calatafimi Segesta, il mio paese si chiama. C'è sempre questo dubbio. E siamo in provincia di Trapani, Ceramiche Maior raccontiamo quest'oggi. Ti vediamo immersa nel tuo mondo. Sì, sono nel mio negozietto. Sono una ceramista che nasce circa 15 anni fa da autodidatta. Ho fatto un semplice corso di ceramica e da lì a poco mi sono imbattuta in questo mondo molto, diciamo, affascinante, molto variopinto e che mi ha affascinato e che quindi mi ci ritrovo dopo 15 anni ancora, quindi vuol dire che mi è piaciuto. Direi, non è assolutamente poco. Abbiamo un video che ci fa vedere quelli che sono i tuoi prodotti di Ceramiche Maior che potete trovare sul nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com. Guardiamo insieme cosa che realizza Rosalba. Ma che meraviglia, c'è veramente di tutto e di più, dai piccolissimi oggetti di bijou a veramente realizzazioni immense. Sì, come hai potuto vedere dal video, diciamo che la mia ceramica spazia molto, nel senso che dai vari generi, dal classico al tipico al moderno. Parlo di tipico, quello che riporta la cultura del carretto siciliano. Questo è un mio cavallo di battaglia perché ho avuto il piacere che questa cultura del carretto mi è stata tramandata da un pittore di carretti di Calatafimi, il signor Adamo, Giuseppe Adamo, che mi ha fatto conoscere questo mondo, perché è un mondo
affascinante, che bisogna conoscerlo, e che ogni colore e ogni cornice va messo al proprio posto, cioè non sono messi così per caso, ma c'è uno studio dietro, che è quello del carretto. Dopodiché al carretto associo la ceramica moderna, che generalmente diciamo che la ceramica si abbina di più al rustico, antico, classico, e invece ho fatto questa fascia di ceramica moderna che si abbina benissimo alle ambientazioni moderne di oggi. Quindi al passo con i Che può tempi, hai essere, reinterpretato quello che era uno stile più classico proprio per essere attuale, perché poi è un materiale anche di uso domestico e pratico importante, quindi avere anche esteticamente un valore che sia al passo con i tempi permette di continuare ad utilizzare questo tipo di materiale. sì, certo, certo, però si era fermata a un certo punto perché Sì, giustamente andava solo ad abbinarsi solo alle ambientazioni, come ti dicevo, classiche, sì, sì. antiche. Invece con queste due tipi di decori, che è il moderno o il minimal, questi si abbinano benissimo alle ambientazioni nuove, moderne di oggi. È fantastico, ma abbiamo visto anche dei gioielli. Sì, faccio anche dei piccoli bijou, come dicevi tu, a livello di orecchini, bracciali, collane, che diventano poi dei piccoli gioiellini che ognuno di noi può indossare in base al gusto e ai colori, che piacciono. Sì, sì. Io ho visto quel ciondolo con la forma della pala di fichi d'India che secondo me era bellissimo, proprio Sì, caratteristico, per siculo ora per vanno molto eccellenza. di moda. Sì. È bello, molto bello. Leggiamo qualche messaggio prima di salutarci. Salutiamo Ross Giudice che ci saluta dall'Australia. Ciao Ross! E poi ancora John Blandi che ci saluta da New York e dice augura a tutti un sereno weekend da tutto il mondo. Maurizio Tuminia, buongiorno amici di Io Compro Siciliano. Ciao anche a te Maurizio. E ancora dice complimenti agli ospiti di questo bel programma, fai bene a sottolinearlo. Luca Leonardi scrive complimenti per le vostre ceramiche, fate dei capolavori. E secondo me Luca sarà andato a curiosare su www.iocomprosiciliano.com perché lì si possono trovare i tuoi prodotti. Sì, una cosa che mi preme precisare è che la cultura del carretto, oltre a riportarla su ceramica, il carretto lo dipingo veramente, quindi faccio Il anche vero pittura su carretto. carretto. Sì, Infatti sì, era sì, una sì, domanda sì. che ti volevo fare, perché ho visto quel carretto, mi hai fatto questo racconto, ho detto aspetta, ma li traduce poi in ceramica? No, quindi porti avanti una tradizione meravigliosa. Dovrei trovare dei discepoli, lo sai, perché queste sono anche responsabilità, patrimoni culturali che vanno È vero. portati avanti. È vero, sì, 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 sì. Noi ho avuto questa fortuna proprio da questo signore che ormai è anziano, e chissà se riuscirò a tramandarla o con i miei figli o con i miei nipoti, vedremo. Noi facciamo il Sì, tifo sì. per te. Grazie Rosalba Maiorane, Grazie. ricordate Ceramiche Maior che si trova a Calate Fiume Segesta, siamo in provincia di Trapani, ma che potete trovare soprattutto su www.iocomprosiciliano.com. Grazie ancora Rosalba, ringrazio Paolo Gatto per la regia e ringrazio tutti voi per averci seguiti così affettuosamente come sempre anche nel corso di questa settimana. Noi ci ritroviamo come sempre dal lunedì al venerdì a partire dalle 12 qui live.